Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. George Michael Monkey su Radio Godot a Paolino Express in questa prima puntata in diretta ogni martedì dalle 14 alle 15.50, ma bando alle ciance perché qui abbiamo Nadia Bengala ospite in studio e stiamo chiacchierando abbondantemente di tutto quello che è stato l'inizio di tante cose che sono successe. Miss Italia 1988, l'aneddoto più divertente da Miss, cioè io immagino adesso i parenti a Natale, cioè anche dall'America saranno arrivati per salutarti. Allora, la cosa no, guarda, la mia famiglia proprio non mi fila sotto questo profilo zero. Okay. Anzi, addirittura un cugino ha detto: Nadia ha vinto? Sì, è una normale. Come per dire, me lo aspettavo, cioè, capito? Okay. Come per loro era normale. Qualsiasi cosa di carino poteva succedere perché mi vedevano molto esuberante, Okay. in compagnia tra parenti che poi ti dico, i miei parenti ho la fortuna che è una famiglia molto giovane, e nel senso quindi tutti giovani. Tu hai origini siciliane, no? Siciliani, però in quel momento eravamo in Sardegna perché le mie cugine si sono fidanzate con dei ragazzi sardi. Ok. Quindi abbiamo mischiato un po' le carte, sempre da isolani. E niente, una cosa divertente è stata questa, che un mio amico era a New York e sente alla BBC, stava guardando il telegiornale, come una notizia che hanno dato a New York dicendo sì, è stata proclamata la Miss Italia Nadia Bengala, ma le altre non erano contente perché hanno detto troppo vecchia, ha 26 anni. Però l'hanno data come notizia, cioè, quindi la cosa che hanno criticato è diventata invece una gag che addirittura è arrivata fino a New York, capito? Detta alla BBC. Quindi forse ci stavano prendendo in mi hanno giro, fatto del male, ma mi hanno fatto del bene da una parte. Tant'è vero che poi sono andata a fare la madrina a Flowers of Italy a New York, proprio. Come madrina? Alla faccia della vecchiaia, 26 anni, Hai io che ne ho capito? 30 adesso, che devo dire? Vabbè, comunque. Ma sembrava una minorenne, però, dai. Non avevi documenti. Anche adesso però, sono una ragazza di 50, sono una bambina di 50 anni. Porta benissimissimo. Allora, Nadia, poi è arrivato Ok, il prezzo è giusto. Quello l'avevo iniziato prima, prima nell'88 proprio a luglio. E niente, però andava in onda dal 4 di settembre. Io Miss Italia l'ho vinta il 3, per questo è stato bypassato il discorso che già lavoravo sì, in TV. E Pierino anche. Pierino l'ho fatto dopo un anno o due. Beh, io diciamo una cosa. L'unico Pierino dove la maestra non si spoglia. Esatto, ecco. Diciamo questa cosa che bisogna andarne fieri, a mio avviso, ed è un altro primato di Nadia, oltre che essere la prima Miss eletta dal popolo, cioè quello che ha fatto un Pierino. Eri un insegnante, cosa facevi? La maestra. La maestra, classico, sì. No? Personaggio dei film di Pierino. Ed è l'unica professoressa che appunto non si è spogliata nel film, ma la cosa bella è immaginare anche loro che hanno accettato. Ho dato questa clausola. Esatto, che la volevano talmente tanto che hanno accettato la clausola di non spogliarsi in un film di Pierino. Abbiamo fatto spogliare l'infermiera. Prima o poi qualcuno là ma faceva così tanto caldo. Beh sì, sai com'è. Tenevano alti riscaldamenti. Nadia però ha appena terminato una bella avventura col teatro anche, no? Perché nel frattempo poi lo spettacolo comunque ci bazzichi comunque da sempre, no? Sì, ma poi avevo fatto anche fai conto, dopo il concorso di Miss Italia sono venuta a Roma e mi sono iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica alla Pietro Sciarroff, quindi ho fatto 3 anni di scuola di teatro. Quindi diciamo io parlavo molto milanese, avevo molto la cadenza, appena ancora, ma mi piace tenerla, okay. No? Quando vado a Milano poi e rientro a casa, non sai. Però c'è stato lo studio, poi al teatro l'hai fatto anche diversi anni fa. Parliamo adesso dell'ultimo appuntamento. L'ultima famiglia nel pallone. Esatto, salutiamo i nostri amici. Ho avuto il piacere di lavorare con lei appunto per questo spettacolo, è andato in scena fino al 6 al Teatro dei Servi. Come è andato? Ma è andato bene, perché comunque è una commedia divertente, poi diciamo si evolveva sempre in corso d'opera, come è giusto che sia. Ci siamo trovati tutti molto bene, Antonio Covatta è fantastico
e anche Alessandro Bonanni e la Raffaella Alterio come Eleonora Luneville, Fabrizio Perrone che l'ha prodotto. E com'è stato tornare sul palco? L'empatia col pubblico? Preferisci stare davanti a una telecamera o il pubblico? No, devo dire che la cosa che mi è sempre piaciuta del teatro è prima di tutto che ti sembra poi di essere in famiglia un po', almeno io parlo quando ho iniziato quel lavoro che feci tanti anni fa nel 93, mi sembrava proprio di essere in famiglia, stavo proprio bene, forse che ero sfidanzata, quindi per me se non andavo a fare le prove mi sentivo sola, e quindi è stata una bellissima esperienza già dall'inizio fare teatro. E poi comunque è bello per il fatto che, vabbè, ho fatto dei lavori che giravo per l'Italia, per i vari teatri, quindi ho toccato dei teatri bellissimi tipo a Tindari, a Pompei, e insomma veramente tanti teatri in giro per l'Italia. Ok, allora tra poco chiuderemo la nostra puntata parlando di quello che ci aspetta, Nadia, in futuro, se c'è qualcosa che bolle in pentola, e parleremo anche di viaggi, perché a Paolino Express parliamo di viaggi, quindi vogliamo sapere anche il tuo rapporto con i viaggi, e non a caso ho scelto Lucio Battisti, sì, viaggiare. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Sì, viaggiare. Lucio Battisti insieme a Mogol ne hanno scritte tantissime. So che è uno dei tuoi cantautori preferiti, Nadia. Sì, assolutamente sì, perché avevo solo 7 anni quando ho sentito una canzone che ho detto beh, però molto bella, ed era di Battisti, che era Pensieri e Parole. Nadia, ormai ti ma sai tutto. Mi sono informato, e qua mica stiamo a pettinare bambole, uno si informa giustamente. Ah, ecco. Va bene, e allora parliamo di viaggi, Nadia. Allora no, scusa, intanto parlavamo di teatro prima, quindi volevo chiederti se cosa bolle in pentola, se c'è qualcosa, cosa fai. Guarda, già mi hanno chiesto se voglio fare un altro lavoro teatrale, ho detto fatemi leggere i testi. Certo. E questi autori hanno fatto adesso finito un lavoro che hanno rappresentato al Teatro degli Audaci. Quindi potrebbe esserci il teatro ancora? Sì, potrebbe esserci ancora il teatro. Certo, bisogna fare in fretta, perché poi sai che dopo aprile basta. Sì, certo, teatro certo. Basta che... Però è impegnativo però il teatro, prove, la memoria. Sì, però mi piace la creazione del lavoro teatrale, mi piace molto, lo sento creativo, capito? Certo. Quando dalla lettura piano piano poi tutte le intenzioni che si modificano, che si perfezionano, mi piace molto. Recentemente avevi fatto anche un cortometraggio che era molto interessante. Un cortometraggio thriller, diciamo, sì? Ma ancora non è uscito. No, avevi fatto anche un'altra cosa per un concorso che avevo visto online, era sempre una sorta di cortometraggio, forse parlava della violenza. Ah sì, quello sì. Sì, molto bello. Abbiamo anche partecipato al Festival dei Tulipani di Seta Nera. Non ha vinto, ma era il più bello. Vabbè, l'importante, vedete, Nadia è davvero un vulcano, ne fa 70.000 di cose, non so come trovi il tempo, ma parliamo di viaggi. Abbiamo gli ultimi 5 minuti scarsi di trasmissione. Allora, un viaggio bello, ecco, io penso, quindi ritorniamo sempre a Miss Italia, così poi la prossima volta ti racconto altre cose. Va bene. Quindi rimaniamo su questo tema. E ho vinto, quando ero Miss Italia, il viaggio in Messico. Ah, hai capito. E quindi sono stata ad Acapulco, dove si gettavano questi ragazzi, si tuffavano, sai, la famosa, sì? Diciamo il famoso scoglio di Acapulco dove si tuffano. E in effetti è abbastanza pericoloso, sì, loro sono abituati. Non ti sarai mica tuffata, dai. Ti posso garantire di no. Però l'idea ce l'avevi, secondo me. Sì, se mi fossi fermata un po' di più, forse, sai com'è, poi ti vieni stimolata. E quindi poi a Cancun, e lì mi proposero di partecipare a Miss Universo, che si sarebbe svolta a Cancun. Okay. E questa che me lo propose, che aveva tante amicizie lì, che poi insomma sarebbero stati anche in giuria eccetera, tanto credeva in me che mi volle proprio convincere e mi fece fare mi fece posare per lei, perché lei faceva moda, aveva un atelier di moda bellissimo che andava sulla Quinta Strada di New York, cose costosissime, molto belle, e mi fece fare la copertina di fashion lì per nazionale, però per il Messico, e non me lo fecero fare, mi impedì di partecipare. Io mi sento che avrei vinto.
Beh, allora, Messico, ma invece un viaggio che non hai fatto e che stai programmando, e poi voglio chiederti anche cosa non manca mai nella valigia di una Miss. Non è tanto di una miss, io una cosa che mettevo sempre era l'agenda, la famosa agenda. Ok, che è la stata famosa agenda, rubata. però devo dire una cosa, che adesso l'agenda ce l'ho, però non la uso più come una volta. Però quando devi partire per un viaggio, cosa sicuramente dici, aspetta, questo ci deve essere, vabbè, il cellulare, il caricabatterie. No, te lo giuro, ma l'agenda, ma guarda che è importante, perché vuol No, dire, vabbè, vuol dire ci che credo, tu ci credo. tieni sempre conto di quello che tu vuoi ricordarti bene, delle tue sensazioni, delle tue emozioni. Poi magari piano piano uno lo usa sempre meno, però è importante. Però questo è un po' un distacco dai social, se mi sei così legata all'agenda. Aspetta, allora, esatto, perché tante volte ti dico, io metto qualche cosa sui social, però sono molto... metti che stai veramente male e che stai soffrendo o che vuoi... Come fai tu a dire veramente le cose? Devi buttare un pizzico, e allora non è mai uno sfogo al 100%, Certo. a meno che c'è qualcuno che lo intuisce, però è sempre molto così alla lontana, e quindi sì, è molto bello. Meglio l'agenda, No, la non è che leggi tu, non è ma- meglio l'agenda, sarebbe meglio che non succedano mai cose che ti Certo, fanno vabbè, soffrire, certo, vabbè, per in carità. assoluto. Oppure, che ne so, si fa un libro, che dici, che rimane per sempre. Beh, quello sì, anche è vero. Va bene, ci stiamo per salutare, l'ultima canzone al volo e poi passiamo ai saluti, e ringraziamo Nadia per essere stata qui con noi, ma tra poco la salutiamo per bene. Quindi voi in agenda scrivetevelo, ogni martedì dalle 14 alle 15:50 siamo qui con Paolino Express su Radio Godot. Abbiamo parlato tantissimo, Nadia, mi sa che ti devo invitare per altre 5-6 puntate per raccontare tutte le disavventure e avventure che ti sono successe da Miss e non. Anche non. Esatto, va bene. Allora ti ringrazio ancora davvero Grazie di a te, cuore, Paolo. Nadia. Grazie, Paolo. Sono contento che sia stata tu a inaugurare questa mia nuova avventura, mi porterai sicuramente bene. La Miss del mio anno, Miss Italia 1988, Nadia Bengala, ospite qui a Paolino Express su Radio Godot. Grazie Ciao, ancora. ciao a tutti.